Buongiorno, buon inizio del weekly. Ieri non l'ho iniziato, lo inizio oggi che è martedì e ho l'apparecchio sotto. Ho tanti dolori, tanti, veramente. Anche la scorsa settimana li ho avuti e non ce l'avevo, quindi ho proprio dolori a tutti i denti, tutti, anche quelli sopra di nuovo. E mi trovo scombinata nel chiudere la bocca. Ieri sera avevo una tensione. Avete presente quando avete quella tensione alle gambe che non riuscite a tenerla in nessun modo? Io ce l'avevo in bocca, ce l'ho anche adesso ancora, però ieri sera era una cosa insopportabile. Comunque ho dormito, in ogni caso, nonostante i dolori ho dormito lo stesso, ero stanca quindi ho dormito lo stesso. Adesso mi sto preparando, infatti sono mezza vestita, sono in mutande. Mi metto i pantaloni lunghi perché devo andare all'Eurospin. Io dentro i negozi muoio sempre di freddo. In realtà ci sarà caldo. Mi sembra di avere un rinoceronte al posto dei denti sotto. Sembra che occupi molto più spazio. Sui due denti che sono più dentro non ho gli elastici perché al momento non è possibile metterli. Bisogna aspettare che si spostino questi. Infatti l'appuntamento il prossimo sarà il 21 di agosto, quindi tra 3 settimane. Comunque tornerò domani dal dentista per portare mia nonna, poi tornerò un altro giorno questa settimana sempre per portare mia nonna, quindi io devo fare la terza residenza dal dentista, l'ho già capito. Andiamo a mangiare, panna? Andiamo? Andiamo! Ho messo anche una lavatrice ad andare con lenzuola e qualcosa di vestiti, perché le lenzuola non le faccio andare a temperatura alta, quindi, anche perché le cambio ogni settimana, anche forse meno, quindi non serve. E ieri sera a posto di cenare, tanto avevo mal di denti, sono andata a pulire l'orto, e infatti adesso è bello pulito, tutto in ordine. E ho tolto tutte le erbacce sia al contorno sia tra la verdura. Preparo la pappa ai gatti e cerco di mangiare io qualcosa, ma mi sa che dovrò ricorrere al mio ProShape, che è il mio sostituto del pasto. E l'ho detto nella diretta Instagram che ho fatto l'altro giorno, domenica, che ero tentata a prendere i prodotti Natural Mojo. In realtà mi fido più di questi, di quelli degli altri, perché questi so che ci sono le vitamine dentro, negli altri non ci sono vitamine negli ingredienti. Siccome questi li ho già provati, so come sono e so che sono affidabili e non sono andata a spendere soldi in Natural Mojo che non so com'è. Però c'è da dire che Natural Mojo costa anche di più il sostituto del pasto. Questo costa meno, quindi alla fine vado sul sicuro e spendo anche un po' meno. Ok. Sono riuscita ad arrivare all'Eurospin a Cortina, ma veramente un casino totale. Passare San Vito di Cadore è il peggio. C'è tanto traffico, ovviamente siamo in agosto, quindi ci deve essere traffico per forza. E ecco, sta arrivando mia mamma con la macchina. E niente, vado qua da zio Fabio in gelateria. No, ce la possiamo fare. Possiamo sopravvivere così. Sono a Belluno e oggi è mercoledì, sì. Siamo stati dal dentista e non abbiamo potuto fare niente. Giro per Belluno, infatti siamo in centro, un po' fuori adesso in realtà. E niente, vi porto con me perché comunque secondo me non è convinta di dove stiamo andando, perché mi sta facendo andare in giro per le viuzze di Belluno. Però non è sicura. Non è sicura che dobbiamo andare in un negozio di filati, vero? Sì. Non vuoi mica parlare oggi? Ciao. Ecco. E niente, quindi vabbè. Oggi va così, oggi relax in giro per Belluno anche se fa un caldo. Sbaglia strada. Ma va. Abbiamo sbagliato strada, sì. No, penso che se sta... No, dobbiamo tornare indietro, Sì, ma no, aspetta prima però, arrivo perché sono un po' troppo in giù. Ecco, stiamo tornando alla macchina. Stiamo tornando, ciao. Alla Io sono quella che fa macchina. sempre ciao, Sì.
e niente, adesso mi avvio nel caos di Belluno sulle strade e andiamo al Mac a mangiare. A molti di voi non piace questa cosa, a me sì, e quindi ci vado lo stesso. E anche la mia nonna. Sono ancora viva, quindi c'è traffico. Vi Che lascio. finalmente ha cominciato anche il negozio. Sì, no, ecco, ci tiene, l'avete già sentito, abbiamo trovato il negozio, Poi siamo andati in un bar famoso di Belluno, non faccio il nome, però sinceramente Non ci ritorno. no, non ci ritornerò neanche una lentezza nel servizio che no, perché sono in pochi. Continuano a fare ricerca di personale, però nessuno vuole andare a lavorare lì. E sì che sono in pochi, devono gestire un bar che è bello grande e anche l'esterno. Quindi no, sicuramente non ci tornerò. Boh, andiamo, siamo quasi arrivati alla macchina. Abbiamo fatto un po' di strada a piedi oggi. 2 passi. Mangiato al Mac. Si stava molto bene dentro al Mac, devo dire. Ecco, sta arrivando mia nonna, è andata a giocarsi una schedina del lotto e niente, sono andata a controllarmi tutti i denti prima in bagno perché avendo tutto stambaradam è ancora peggio di prima. Eccola, è arrivata. Niente, adesso andiamo, partiamo di nuovo alla conquista del mondo sotto il caldo, perché ebbene sì, anche qua è arrivato il caldo e sì, al sole sono più di 40 gradi, quindi è arrivato il caldo anche in montagna. No, beh, qua non siamo in montagna proprio, Io Belluno la definirei pianura, comunque non è pianura, ma per me lo è. Sono le 6:15, sto scongelando la carne per questa sera e niente, ha fatto il diluvio universale, poi adesso è uscito il sole di nuovo e fa di nuovo caldo e niente, è stata una giornata un po' pallosa oggi perché non abbiamo concluso molto. Vabbè dai, ci sentiamo domani perché molto probabilmente domani dovrò tornare a Belluno perché non ve l'ho detto, no, praticamente mia nonna doveva provare ancora i denti, quelli che poi saranno quelli permanenti, quelli che li attaccheranno su, insomma, sugli impianti, e solo che non era arrivato il corriere oggi, di conseguenza non hanno potuto fare niente perché i denti doveva portarli il corriere, perché si affidano a uno studio, a un tecnico non so dove, e di conseguenza siamo andati a Belluno, diciamo, per niente. E quindi domani deve chiamare giù mia nonna per sentire se ci sono questi denti o no. Faccio la terza residenza a Belluno ormai. Ho visto un'ombra, c'era Franz in Foggiolo, ma è scappato appena si è accorto che stavo registrando, appunto. E, e niente, questo è tutto. Io adesso vado, non so neanche se lavarmi ancora perché fa caldo e sudo, quindi non lo so. Vabbè dai. Intanto Pepe sta aspettando, guarda il microonde perché sa che dentro c'è la carne. E niente, ci sentiamo domani. Ciao. Buongiorno, che inquadratura speciale con la cassetta dei gatti, il trasportino. Allora, oggi ho sangue in bocca, cioè adesso, ma non ho nessun taglio particolare, niente di che. Ho dovuto mettere la cera qua perché mi sto disfando completamente e ho tipo delle afte. Qua davanti ho delle afte, 2. Cosa volevo dirvi? Che sono già vestita, bella preparata, con un vestitino quest'oggi perché ieri sono morta di caldo. Questo invece è leggerissimo, mi si vedono le mutande, non mi interessa. Mi sono preparata perché, come vi ho detto ieri, in teoria dovrei andare a Belluno. Intanto ho già preparato il pranzo. Ho fatto un errore gravissimo e me ne rendo conto, ma io non so cioè io ero talmente convinta di questa cosa che non sono neanche andata a fare una ricerca su Google. Di cosa vi parlo? Ho detto che Barletta, nel video Shogun ho detto che Barletta è in provincia di Bari. Non è in provincia di Bari, perché mi è stato detto anche sotto al video, ti ringrazio che me l'hai detto, Barletta no, è
provincia di Barletta Adria e Trani, in Puglia. Puglia lo sapevo, però io non sono mai stata brava in geografia e veramente sono proprio, non so queste cose, non ho cultura geografica, diciamo. Mi scuso per questo errore, che mi rendo conto sia grave, ecco, essendo io italiano dovrei saperle queste cose e non le so. Non vi ho raccontato una cosa importante, ieri doveva arrivarmi un pacco qui a casa. L'altro ieri ho controllato il tracking, dove era, e era a Bologna, e il che mi è sembrato strano, perché se i pacchi devono venire qua, passano per Milano, Padova, Belluno e Cadore. Quindi mi è sembrato strano, però non ci ho dato peso alla cosa. E ieri ero dal dentista, ho controllato dove era il pacco e, aprite bene le orecchie, il pacco era a Cagliari, in Sardegna. Cioè, com'è possibile che un pacco che deve andare in Cadore, arrivare qui, sia in Sardegna? Non è possibile! E quindi sono rimasta proprio allibita da questa cosa. Non è possibile uno sbaglio del genere, cioè, per sbagliare così tanto ce ne vuole. Capisco fosse arrivato tipo a Padova o a Milano, da qualche parte, ma in Sardegna non lo concepisco. E quindi dovrebbe arrivarmi quel pacco, non credo oggi, perché ho guardato prima, non era ancora aggiornato, tra un po' ricontrollerò, dovrebbe arrivarmi domani forse, al massimo lunedì, e spero che ci sia tutto nel pacco. Altra cosa, e appunto anche il dentista ieri ha avuto problemi con i pacchi col corriere, perché non sono arrivati quelli che aspettava. Oggi ho fatto un ordine su Amazon. Avevo questi prodotti nel carrello da un po' e aspettavo il momento giusto per poterlo fare, perché ho speso un po' di soldi. Non sono solita spendere così tanti soldi, però l'ho fatto questa volta e vedrete il video haul. Ho preso delle cose che mi servivano, poi mi sono fatta un regalo e vi spiegherò tutto nell'haul, e ho fatto un regalo alla casa. Dopo capirete che cos'è questo regalo, perché anche quello lo guardavo da tanto. 3 di questi prodotti dovrebbero arrivarmi domani, perché ho Amazon Prime e quindi arriveranno domani, e le altre 2 cose arriveranno lunedì. Ok, niente belluno quest'oggi, quindi mi sono preparata per niente. E dunque devo rispondere ad una persona e poi penso a prendere un po' di sole. È venerdì, sono stata a Belluno questa mattina dal dentista con mia nonna, ha provato di nuovo i denti, quelli che saranno fissi, e sì, ci sono ancora modifiche da fare, è un lavoro lungo anche quello alla fine, però veramente sembrano quasi veri. Niente, quindi lì siamo stati quasi tutta la mattina, perché siamo arrivate giù prima delle 9 e siamo state lì fino alle 10:30 o 11, no, 10:30, insomma lì più o meno. Poi siamo andate al Lidl e io ho fatto un po' di spesa, non tante cose, non vi ho registrato il video spesa del Lidl, ma ne uscirà uno, non so quando, la prossima settimana penso, dell'Eurospin. Non avete idea, avevo messo una sveglia ieri sera, ma presto, perché sapendo dovevo partire alle 7:30 da casa, però ho detto lascio anche la seconda sveglia, che sarebbe quella normale alle 7:15, quella di tutti i giorni. Beh, per fortuna c'era quella lì di tutti i giorni, perché mi sono riaddormentata e mi sono svegliata alle 7:15, io alle 7:30 dovevo andare via, sono andata via un po' più tardi, non importa, sono andata via meno un quarto alle 8. Alla fine ci siamo arrivati lo stesso a Belluno e anche in anticipo, quindi potevo andare con calma, ma sul momento mi sono fatta prendere dall'agitazione, ho fatto tutto di corsa e tanto il pranzo ce l'avevo già pronto, per fortuna. E nient'altro, questo è tutto per oggi. Non ho grandi novità, se non che sto aspettando questi pacchi e non vedo l'ora che arrivino. Mi ha suonato il campanello, era l'SDA e sono arrivati tutti i pacchi, quindi sono contenta, sono arrivati tutti.
Adesso, ma perché ho questa luce addosso? Cioè, vabbè, niente, adesso vado ad aprire i pacchi. Volevo aprirli nel video con voi, ma non so se lo faccio. Beh, magari mi metto a registrare qua e li apro con voi. Ecco, cosa posso fare? Niente, mi preparo la situation video e l'ambientazione e registro questo video, che così me lo edito, me lo carico ed è pronto. E Pepe fissa la porta perché lui è curioso, quando arrivano pacchi è curiosissimo. Le camere le ho chiuse, come avete visto, perché così passa aria, non entra sole. Entra molto meno caldo così, quindi sì, qua ci sono tutti i pacchi. Ecco, non vi faccio vedere altro, vado a fare il video. È venuta a trovarmi una formica. Buongiorno. Pomeriggio, scusa. Questa sta andando diretta alla cucina, furba. Adesso la uccido perché sennò chiama tutte le altre. Ho comprato un po' di frutta, cioè no, ho comprato le banane, in realtà ne ho prese anche di più verdi e tanto matureranno super velocemente con questo caldo. Questa qui è da mangiare perché è bella matura, anche troppo. Ho preso anche un po' di uva, sotto ci sono le solite mele. Panna ha ufficialmente caldo e sta svaccata sul divano. Cioè, no andare di là che c'è fresco, no, qui sul divano, col sole. Pippo sta là sopra e da là non si schioda. E Pepe dovrebbe essere qui. No, non c'è più. Dove è andato il gatto? Ah, è lì, è lì, è lì. È il suo posto. Non hai caldo? Mi hanno chiesto, una persona mi ha chiesto un bel primo piano di panna. Eccolo. Panna cicciosa, togli la zampogna, ecco. Che bella, ha caldo. Io vi abbandono per questo weekly vlog. Io adesso vado a prendere il sole perché sono già le 5 e è tardissimo, almeno un'oretta di sole volevo farla, però ho aspettato il momento meno caldo, anche se in realtà c'è caldo lo stesso. Adesso vi dico quanti gradi sono al sole, non prendete paura perché so che anche da voi è caldo, cioè è assurdo. Lì il termometro al sole segna 48 gradi. E Jimmy ha mangiato, sì. Ah, è quasi sbaccato per terra perché ha caldo. Ciao Jimmy. Amore. E concludo, spero di avervi tenuto compagnia, spero vi sia piaciuto questo weekly. Quello della prossima settimana non lo registrerò. Prossima settimana dovrei tornare a Belluno di nuovo dal dentista. No, per la terza volta in questo video vi dico faccio la residenza lì perché veramente sono sempre lì. E vabbè dai, niente, e con l'apparecchio sotto sto andando meglio. Ho male ai denti però faccio fatica a masticare, ho male ad alcuni denti in particolare, quindi insomma masticare mi è un po' difficile a volte, dipende dai momenti della giornata. Mi è cambiato il morso e sì, è cambiato anche il morso, cioè io i 5 giorni che ce l'ho sotto mi è già cambiato tutto. Se prima chiudevo così, cioè questi denti andavano dove adesso ho gli attacchi dell'apparecchio, adesso chiudo così, cioè ho cambiato completamente tutto perché avendo l'apparecchio il morso si è dovuto cambiare, per quello avevo tutta quella tensione in bocca. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video, ogni lunedì, ogni mercoledì, ogni venerdì. Non so se usciranno dei video all'infuori di questi giorni perché ne ho tanti in mente. Alla prossima, ciao, statemi bene mi raccomando, non fate casino, state in casa con questo caldo, non andate a ammazzarvi di fuori, quindi mi raccomando, fate i bravi, ci vediamo la prossima volta. Ciao. Ho chiuso il weekly ma mi sono dimenticata di dirvi una cosa. Vi ringrazio tantissimo per i commenti sotto al video della gita al piccolo ragazzuoi e niente, grazie. So che vi piacciono quei video ma sono impegnativi da registrare e non andiamo spesso in gita e quindi io da sola poi quest'anno non sono mai andata e niente, mi fa sempre piacere avere qualcuno con me che venga a camminare e quindi ne arriveranno degli altri. Alla prossima settimana con un altro video escursione. Ciao!